Buonasera a tutti e a tutti quelli che partecipano di questo convegno. Specialmente voglio salutare a Francesco Zucconi e Enzo Cevolin. Ho preparato un testo per questo tema così importante e mi ho domandato, è possibile una geopolitica della sostenibilità? Se guardiamo alla situazione attuale del mondo, possiamo sicuramente concludere: non può andare avanti così. C'è troppa disumanità e crudeltà. Bisogna cambiare. Il prezzo del mancato cambiamento sarà la oscurità. Oppure ci uniremo alla processione di coloro che si dirigono verso la propria tomba, secondo le parole di Zygmunt Bauman, e ripetuti dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Questa opinione è condivisa da notevoli analisti che seguono l'attuale corso del mondo. Cito 4 minacce, tra altre, che mettono a rischio la sostenibilità della casa comune, della vita su questo pianeta. Il primo è il riscaldamento globale. L'accordo di Parigi del 2015 è stato abbandonato e infranto ora in modo clamoroso dal Presidente degli Stati Uniti. Esso chiedeva di non superare 1,5 gradi Celsius entro il 2030 per evitare gravi danni al sistema vita e al sistema umanità. Non andremo incontro al riscaldamento globale. Ci siamo già dentro, perché nel 2024 il clima ha raggiunto 1,6 gradi, superando il limite proposto per l'accordo di Parigi. Non abbiamo bisogno della scienza per rendersi conto che questo è avvenuto solo 125.000 anni fa. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Eventi estremi, gravi siccità, alluvioni devastanti, acidificazione degli oceani, tifoni e tornado devastanti. Molti scienziati confessano: la scienza è arrivata troppo tardi. Non può riportare indietro l'orologio. Invece di ridurre le emissioni di gas serra, alcuni capi di Stato e amministratori delegati di grandi aziende stanno aumentando l'emissione dell'uso del carbone e gas. Solo nell'anno scorso sono stati emessi nell'atmosfera circa 37 miliardi di tonnellate di questo gas. La seconda minaccia alla sostenibilità è quello che chiamano la Earth Overshoot. Questo vuol dire il sovraccarico della Terra. Ogni anno, in agosto, le organizzazioni delle Nazioni Unite annunciano questa minaccia. Significa i beni e i servizi naturali fondamentali per la vita esauriscono in agosto. Se continuiamo il nostro consumismo, la terra che è viva reagirà inviando i suoi segnali. Batteri, virus, eventi più estremi e squilibri climatici. Per soddisfare il consumismo umano abbiamo bisogno di più di una terra, 1,7, lo che è impossibile. Non possiamo arrivare a novembre perché potrebbe significare il collasso della civiltà. Oltre il sovraccarico della Terra, i confini planetari devono essere presi molto sul serio.
Su richiesta delle Nazioni Unite, un gruppo di scienziati ha definito i nuovi confini planetari che devono essere mantenuti per garantire la sostenibilità e la resilienza del pianeta, come i cambiamenti climatici, integrità della biosfera, l'abuso dell'uso del suolo, disponibilità di acqua e altri punti. Si è scoperto che 6 delle nuove frontiere erano già state superate. Essendo articolate in modo sistemico, potrebbe verificarsi un effetto dominò. Potrebbero cadere tutti. Allora la civiltà crollerebbe. La terza minaccia è la crescente scarsità di acqua potabile. Il 60% dell'acqua mondiale si trova solo in 9 paesi e 80 paesi soffrono di carenza idrica. Molti di loro sono costretti a emigrare a causa della scarsità dell'acqua, della mancanza di raccolti. Di questo, 3% in gran parte va all'agricoltura e all'industria, lasciando solo 0,3% per il consumo umano e animale. Si prevedono guerre sanguinose per garantire a alcuni popoli l'accesso a questo bene naturale, essenziale, insostituibile e comune, che non può essere trasformato in una merce, come sta accadendo diffusamente ora. La quarta minaccia alla sostenibilità globale è la possibilità di una guerra nucleare. Secondo le parole di Carl Sagan, la ragione sconsiderata ha creato il principio dell'autodistruzione. Sono state create armi chimiche, biologiche e nucleari in grado di distruggere completamente la vita sul pianeta. L'imminente intellettuale pubblico Noam Chomsky ha messo in guardia da questa eventualità che secondo lui è dimostrata nella storia. Quando le potenze si combattono per l'egemonia del mondo, rifiutando l'unipolarismo come gli Stati Uniti e postulando il multipolarismo, Russia, Cina, il BRIC, si finisce, secondo lui, fatalmente in guerra. Chomsky commenta: ci sono abbastanza pazzi accecati dal potere nel Pentagono e ci devono essere anche pazzi dall'altra parte che lancerebbero una guerra totale e letale, realizzando la formula 1 + 1 = 0. In altre parole, uno distruggerebbe totalmente l'altro e insieme si prenderebbero gran parte della umanità, se non tutta l'umanità. Ci sono politologi che sostengono la tesi sostenuta da Max Weber alla fine della sua vita, secondo cui la logica del capitale è imprigionata in una gabbia di ferro da cui non può liberarsi. Per questo continuerà a sfruttare le risorse della terra fino a quando diventerà inabitabile per tutti, compresi loro. Continuerà a girare intorno al sole, ma forse senza di noi. Di fronte a questi allarmi sorge spontanea la domanda: è ancora possibile sostenere non solo la geopolitica, ma anche la terra, la vita e la specie umana? La sostenibilità è solitamente collegata allo sviluppo. Questi termini meritano una rapida analisi perché sono dominanti nel discorso ufficiale, ma sono incompatibili. L'economia predominante nel mondo vede la terra come una sorta
di scrigno, di baule, con risorse illimitate che permettono uno sviluppo illimitato. Papa Francesco nella Laudato Si afferma con enfasi: ciò presuppone la menzogna della disponibilità infinita dei beni del pianeta. Un pianeta limitato non può sostenere un progetto di sviluppo e crescita illimitato. Ma questa è la logica lineare dell'attuale modello economico capitalista e neoliberista. La sostenibilità, invece, deriva dalla scienza della vita, della biologia, dell'ecologia. Significa che nel processo evolutivo e nelle dinamiche della natura esistono interdipendenze, rete di relazioni inclusive, mutualità e logiche di cooperazione che permettono a tutti gli esseri di convivere, di coevolvere e aiutarsi a vicenda per rimanere in vita e garantire la biodiversità. La sostenibilità vive in un equilibrio dinamico, aperto a nuove incorporazioni e alla capacità di trasformare il caos distruttivo in caos generativo di nuovi ordini, le strutture dissipative di Elia Prigogine. Come si vede, sviluppo e sostenibilità rappresentano logiche opposte e contraddittorie. Una è lineare e l'altra circolare. Sono termini ripugnanti. L'espressione sviluppo sostenibile come proposta globale per uscire dalla crisi mondiale è un'esca. La Carta della Terra preferisce il termine stile di vita sostenibile. Stile di vita sostenibile. In questi termini, la sostenibilità è impossibile in un mondo dominato dalla logica dello sviluppo e della crescita illimitata. Questo modello capitalista neoliberale ci rapporta al paradigma della modernità formulato dai padri fondatori Galileo Galilei, Cartesio, Newton, Francis Bacon e altri. La categoria centrale di questo paradigma è la volontà di potenza come dominio. Essi vedevano l'essere umano come al di sopra e al di fuori della natura, come il suo padrone e possessore, senza sentirsi parte di essa. Il potere ha permesso di dominare praticamente tutto: continenti, popoli, natura, classi, vita, materia, mettendo sempre tutto al servizio del progetto dello sviluppo crescita illimitata. La sua caratteristica fondamentale è quella di essere individualista, competitivo e senza alcun accenno di cooperazione e sfruttatore senza scrupoli della natura. Ha portato innegabili benefici alla vita umana, ma al prezzo di depredare la natura e creare le condizioni per la stessa distruzione. È il paradigma del dominus, del padrone e del signore. Dietro della crisi di civiltà in cui ci troviamo, c'è ancora la forza di questo paradigma che potrebbe portarci a grandi catastrofi ecologiche e sociali. Einstein ha detto meglio: il pensiero che ha portato alla crisi non può essere lo stesso che ci farà uscire di essa. Questo perché dobbiamo cambiare il modo in cui viviamo su questo pianeta e il modo in cui le relazioni tra di noi e con i beni naturali sono vissuti. La definizione delle Nazioni Unite, nota come rapporto Brundtland, è classica. Cito: lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa
i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni e le loro aspirazioni. Questo concetto è corretto, però presenta due limiti. È antropocentrico, considera solo gli esseri umani e non dice nulla sulla comunità della vita, gli altri esseri viventi della natura. Io propongo un concetto più inclusivo di sostenibilità. Cito: la sostenibilità è qualsiasi azione volta a mantenere le condizioni energetiche, informative, fisico-chimiche che sostengono tutti gli esseri, in particolare la terra vivente, la comunità della vita e la vita umana, in vista della loro continuità e anche per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future, in modo tale che il capitale naturale sia mantenuto e arricchito nella sua capacità di rigenerazione, riproduzione e coevoluzione. A questo paradigma del dominus, il padrone, altri, in particolare il Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti, propongono un paradigma alternativo, quello del frater, fratello e sorella. Si basa sul fatto che tutti proveniamo dalla terra, come si dice in Genesi 2:1, e che tutti gli esseri viventi hanno lo stesso codice genetico di base, come lo hanno decifrato Watson e Crick nel 1953. Questo vuol dire gli stessi 20 aminoacidi e le stesse 4 basi azotate. La diversità a combinazione di questi elementi di origine che dà origine alla immensa biodiversità della natura. Ma il fatto innegabile è che siamo fratelli e sorelle, però non solo per la mistica cosmica di San Francesco di Assisi, che chiamava tutti gli esseri con il dolce nome di fratelli e sorelle, però lo sappiamo grazie alla scienza. Il fatto è che non ci trattiamo come fratelli e sorelle. Né tra di noi né con gli altri esseri della natura. Per dirla con le parole del biologo Woodrow Wilson, grande biologo che è morto l'anno scorso. Abbiamo trasformato il giardino dell'Eden in un mattatoio e abbiamo fatto di noi stessi il Satano della terra. Lo dice nel suo libro Il futuro della vita. In Fratelli Tutti, il Papa quasi disperato, ma pieno di speranza, che non si defrauda mai, pronuncia una parola forte. Siamo tutti nella stessa barca. O ci salviamo tutti o non si salva nessuno. È il numero 24. Il monito del grande storico inglese Eric Hobsbawm merita seria attenzione. Nel suo noto L'era degli estremi conclude il suo libro dicendo: non sappiamo dove stiamo andando. Tuttavia una cosa è certa: se l'umanità vuole avere un futuro desiderabile, non può farlo prolungando il passato o il presente. Se cerchiamo di costruire il terzo millennio su queste basi, falliremo. E il prezzo del fallimento, cioè senza un'alternativa per cambiare la società, è l'oscurità.
Fine citazione. Sono convinto che le narrazioni del passato, le grandi utopie, non ci dicano più un futuro di speranza. Questo non significa che dobbiamo rinunciare alla vita, all'impegno e alle trasformazioni della società. Possiamo sempre migliorare la situazione. Il principio di speranza che arde in ogni persona può progettare utopie minimalisti che alleviano la vita dei poveri, che aprono spazi di creatività, soprattutto nei gruppi di base. Questi sognano un ecosocialismo democratico, un rapporto amichevole con la natura e la produzione agroecologica. Su quello che il Papa ha detto e suggerito nella Fratelli Tutti, bisogna sempre, secondo lui, partire dal basso, non aspettarsi nulla dall'alto, perché arriva sempre lo stesso o peggio. Dobbiamo lavorare sul territorio, sul bioregionalismo, in cui possiamo costruire una vera sostenibilità con le condizioni ecologiche stabilite dalla natura, con i suoi boschi, i suoi fiumi, la sua gente, con la sua tradizione, le sue feste, i suoi riti. Sta a noi decidere se accettare di cambiare o continuare sulla stessa strada. Come ha giustamente osservato Edgar Morin in uno dei suoi Twitter, cito, la storia ha ripetutamente dimostrato che la comparsa dell'inatteso e l'apparizione dell'improbabile sono plausibili e possono cambiare il corso degli eventi. Confidiamo che l'inatteso e l'improbabile siano plausibili. Come diceva il presocratico Parmenide, bisogna aspettarsi l'inaspettato. Se non ce lo aspettiamo, ci perdiamo la novità che lui può portare. L'uomo può rendersi conto dei rischi che sta correndo adesso e tracciare una rotta diversa. Poiché si tratta di un progetto infinito e abitato dal principio della speranza, al suo interno ci sono virtualità che sciolte potrebbero portare una soluzione salvifica. Ma prima abbiamo dirlo con forza. Dobbiamo invalidare il progetto capitalista di dominio del mondo, una sorta di despotismo cibernetico che utilizza l'intelligenza artificiale con i suoi trilioni e trilioni di algoritmi che permettono di controllare ogni persona e un'intera società. Dobbiamo ribellarci a questo proposito per il bene della vita, per il bene della società. Dobbiamo stare attenti che questo progetto è criminale e contro la vita. Nella sua logica di accumulazione infinita all'interno di un pianeta finito, può continuare nella sua follia fino a rendere la Terra sterile e infine senza la presenza umana. Se un giorno iniziasse, un giorno potrebbe anche scomparire. Niente perpetuo. Arriva un momento in cui dobbiamo credere, avere fiducia e sperare in noi stessi. In noi stessi. Dobbiamo bere dal nostro stesso pozzo. Dobbiamo ascoltare la nostra natura e prestare attenzione a ciò che ci suggerisce. E qui si trovano i principi, i valori che quando vengono attivati anche nelle grandi difficoltà possono salvarci.
Ne ho elencati alcuni che sono direttamente collegati alla nostra natura umana. Come ha dimostrato i bioantropologi, specialmente Watson, l'amore appartiene al DNA umano. Amare significa stabilire un rapporto di comunione, di reciprocità, abbandono disinteressato e sacrificio di sé per il bene dell'altro. Amare la terra e la natura significa creare un legame emotivo con esse, sentirsi uniti a loro. Non basta sapere che abbiamo lo stesso codice genetico di base, ma bisogna sentirlo e sperimentare il legame di comunione. Un altro dato fondamentale è la cura e la tenerezza. Sappiamo per il mito della cura del racconto 22 di Gino che l'essenza dell'essere umano è piuttosto la cura che lo spirito e la ragione. Martin Heidegger, nel suo Essere e Tempo, ha sviluppato questa idea. Senza la previa cura di tutti gli elementi della natura sarebbe impossibile l'emergenza dell'essere umano. Come non possiede nessun organo specializzato per sopravvivere, dipende continuamente dalla cura degli altri. Tutto quello che amiamo li portiamo a cura e alla tenerezza. Oggi è fondamentale una etica della cura della terra e se vogliamo salvare la nostra continuità. Un altro punto, insieme all'amore e la tenerezza, è la solidarietà, che è un valore fondamentale. Lo studio dell'evoluzione degli esseri umani hanno 7-8 milioni di anni e come Sapiens Demens circa 100.000 anni, ha rivelato che è stata la solidarietà nella ricerca e nel consumo del cibo a creare la commensalità, mangiare tutti insieme, prima i giovani e poi gli anziani, infine tutti insieme. È stato questo gesto che ci ha permesso di fare il salto dall'animalità alla umanità. Siamo esseri naturalmente solidali, come è stato dimostrato dagli aiuti e dai soccorsi prestati alle vittime del coronavirus. Ciò che era vero nel passato vale ancora di più nei giorni come i nostri. Ancora, siamo esseri di compassione, possiamo metterci nei panni dell'altro, piangere con lui, condividere la sua angoscia, non lasciarlo mai solo. Questa era la virtù personale di Buddha e dello stesso Gesù di Nazaret, così ben spiegata nella storia del buon samaritano. Siamo ancora esseri di cultura, di creazione della bellezza, delle arti, della musica, della pittura, nell'architettura. Possiamo fare ciò che la natura stessa non potrebbe mai fare, come la musica di Vivaldi o la pittura di Fra Angelico. Come diceva Dostoevsky, è la bellezza che salverà il mondo. È la bellezza che salverà il mondo. Non la bellezza come una mera estetica, ma la bellezza come un atteggiamento di cui sta accanto un moribondo, gli tiene la mano e gli dice le parole consolanti di San Giovanni: se il tuo cuore ti accusa, sappi che Dio è più grande che il tuo cuore. Fin dai tempi più remoti, quando il cervello limbico è emerso 200 milioni di anni fa, siamo stati esseri affettivi e sensibili. Il cuore sensibile è il centro degli affetti, della etica e del mondo dell'eccellenza. Oggi più che mai dobbiamo unire mente e cuore, razionalità e sensibilità, perché l'intero edificio scientifico è stato costruito reprimendo
o mettendo in sospetto l'affettività. Siamo nel profondo della nostra umanità esseri spirituali. La spiritualità appartiene alla natura umana, con lo stesso diritto di cittadinanza, della intelligenza, della volontà e della libido. La spiritualità naturale va distinta dalla religione, che suppone e si nutre della spiritualità. Questa ultima vive dell'amore incondizionato, della solidarietà, della compassione, della cura per i più deboli e per la natura. Inoltre, come esseri spirituali, siamo in grado di individuare l'energia vigorosa e amorevole che si nasconde in ogni creatura, nella nostra interiorità, e l'entusiasmo a avere un Dio dentro di noi, e fa continuamente esistere e evolvere tutte le cose. O integriamo la spiritualità naturale, che va oltre la religiosità, in questo nuovo paradigma, oppure siamo destinati a ripetere il passato e a perdere la sacra memoria che tutti proveniamo dal cuore di quel Dio che si è presentato, come lo dice il libro della Sapienza, come l'amante appassionato della vita. Finisco. Una biociviltà fondata su questi valori e principi può garantire la sostenibilità necessaria della nostra casa comune, all'interno della quale tutti i diversi mondi culturali possono incontrarsi, scambiarsi valori e arricchirsi reciprocamente. Si aprirà una nuova era, amica della vita, rispettosa della natura e attenta agli altri come fratelli e sorelle. Un'utopia, sì, un'utopia, ma un'utopia necessaria se vogliamo ancora vivere e socializzare su questo piccolo e bellissimo pianeta Terra. Dixi et salvavi anima mea. Tante grazie.